Da 25 anni capogruppo degli Alpini di Giavera e porta avanti questa sagra molto importante per Via Bolema, per tutto il paese. Allora, in cosa consiste questa sagra? Questa sagra consiste, diciamo che intanto è molto importante per noi, per il nostro gruppo Alpini di Giavera, perché ci dà un grosso contributo, o come lo chiamiamo noi, ossigeno, una boccata d'ossigeno per le nostre casse. In questa sagra consiste che montiamo un capannone nella proprietà privata dell'ex, diciamo, del FUB Bertuola Rosario, e adesso con i figli ci permettono ancora di montare tutte le strutture nella propria casa, nella propria azienda, e noi facciamo, diciamo, 2 weekend di sagra legata alla Madonna del Rosario, quindi dal 7 di ottobre fino al, diciamo, il primo weekend e il secondo weekend. Qua avete esposto anche gli spinei, giusto? Sì, è una collezione che un nostro socio alpino ci presta ogni anno, e ci sono circa 200 spinei di varie tipologie, e quelli sono i classici spinei, dove da là, diciamo, ha preso il nome la sagra che portiamo avanti, che non ha niente di che. I complimenti che ci fanno, oltre che al mangiare che, diciamo, è buono, ci dicono che in questa sagra la gente viene qui, si siede e ciaccola, una cosa che normalmente non si fa più anche al giorno d'oggi, perché tutti quanti siamo bene o male attaccati al telefono e non ci si parla più. Invece qua la gente viene, soprattutto anche tanto giovani, vengono e chiacchierano mentre mangiano, e stanno qui ore e ore, bevono un po' di vino, qualche ombra, le castagne, eccetera eccetera, però trascorrono del bel tempo in compagnia, diciamo, di noi alpini e della gente che viene a mangiare qui da noi. Facciamo un invito finale a venire alla sagra di Giavera. Sì, vi aspettiamo il prossimo weekend. Noi iniziamo il giovedì e venerdì con il galletto alla brace, e poi il sabato e la domenica con lo nostro spiedo stellato della domenica, con il pranzo completo, e in conclusione la domenica sera sempre stand aperto con la lotteria finale alle 9:30. Devo ringraziare tutti gli sponsor che ci permettono di portare avanti questa sagra, questa manifestazione, molto importante per noi, perché con il ricavato che otteniamo dalla sagra, oltre che a mantenere la nostra sede, riusciamo a fare della beneficenza, tra cui per ultimo il nostro amico Sammy Basso, che è mancato questa settimana. Io personalmente sono legato, eravamo noi come alpini legati veramente a lui e alla sua associazione della Progeria. Grazie.